basta chiacchiere, cominciamo veramente a fare. Spiaggia di Jesolo nuovamente devastata dalle mareggiate, sabbia inghiottita dal mare e arenile che si assottiglia sempre di più. Danni al litorale veneto arrivati anche in Parlamento. Il deputato milanese Emanuele Cozzolino ha depositato sul tema un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Ambiente Galletti. I problemi si concentrano sempre sulla zona Pineta dove mancano i pontili. Quindi dicono che i pontili non siano il problema, la risoluzione dei problemi, però guarda caso tutto il resto di Jesolo non ha problemi, i problemi sono solo là. Purtroppo almeno noi come Jesolo Turismo, il prossimo anno, così come siamo, probabilmente non potremo neanche aprire lo stabilimento. E nello stesso stato in cui siamo noi immagino siano tutti gli altri operatori della zona Pineta. La spiaggia di Jesolo è il bene principale di Jesolo, se non abbiamo la spiaggia non andiamo da nessuna parte. Operatori all'attacco degli enti che dovrebbero intervenire dal comune alla regione fino al demanio. Si buttano via ogni anno una montagna di soldi perché non si ha il coraggio di affrontare definitivamente il problema e fare delle difese strutturali che non necessitano più poi di altri interventi. Sappiamo che c'è un progetto che dovrebbe oramai essere arrivato agli sgoccioli, essere esecutivo e che dovrebbe partire proprio dalla zona Pineta per fare dei pennelli a mare che in qualche maniera proteggano di più la spiaggia. Però il progetto che doveva partire quest'inverno ad oggi ancora non se ne sa nulla. Nel frattempo sono gli imprenditori a doversi rimboccare le maniche. Si spende veramente tanto ogni anno per buttare, nel vero senso della parola, buttare il denaro a mare.